mira dei ladri. Dopo i raid degli ultimi giorni, alcune vie assediate da ladri acrobati che passano da recinzioni a balconi. Paura per una signora che si è trovata ai malviventi faccia a faccia. Non ce l'ha fatta Alessandro Barison, il 18enne di Campo San Piero coinvolto in un incidente con la sua moto, è morto dopo una settimana di agonia. Studiava al Maffioli di Castelfranco. La tragedia del 54enne annegato a Pederoba mentre tentava di salvare la figlia. L'appello del sindaco: non avventuratevi in zone pericolose. Il papà dell'altra ragazzina: bloccate l'accesso. L'ho vista in difficoltà, mi sono tuffato per tirarla su. Il bimbo di 10 anni che ha salvato la figlia del 54enne sarà premiato con una targa dal comune di Pederoba. Primo giorno di saldi estivi, i commercianti sperano nella ripresa, ma c'è anche la protesta dei negozianti per la data troppo anticipata. C'è chi sceglie di non aderire. L'immobiliare proprietaria dello stabile fallisce, gli inquilini degli appartamenti vengono sgomberati, finiscono in strada. Accade a Ponte di Piave, il comune cerca una sistemazione per le famiglie, il PD intervenga il prefetto. Oderzo al voto, l'ex vice sindaco leghista Sari si candida contro l'attuale sindaco del Carroccio. Maria Scardellato scenderà in campo con una civica di centrodestra, probabile l'espulsione dal partito. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione che arriva dalla Marca Trevigiana. Allora, in apertura andiamo subito a Carbonera. Ieri vi abbiamo raccontato di alcuni raid lungo le strade del comune, 4 le famiglie visitate dai ladri, ci sono stati altri episodi, vediamo. Ho aperto il balcone della camera e li ho visti, erano 3 ragazzi. Uno mi ha puntato la pila, mi ha detto pezzo di merda, perché questo, scusatemi, ma questo è stato il termine. E dopodiché ho urlato, i ladri. È così provata dalla brutta avventura della notte appena trascorsa da non dare il suo cognome, la signora Manuela. A tu per tu con quelli che qui a Carbonera chiamano già i 3 saltimbanchi dello scasso. Qui c'era la macchina di mio figlio, loro hanno saltato qua, che è anche rotto, e hanno saltato là. E sono scappati verso in fondo, però siccome c'è un canale e si sono accorti che non c'è via d'uscita, allora sono tornati indietro e sono passati di qua e sono fuggiti. Erano in 3, come ha detto la signora prima. 3 ragazzi. 3 ragazzi, agili, veloci? Sì. Italiani? Sì. È la prima volta che lei... Sì, in 35 anni che abito qua, sì. Forse pensavano che fossi ancora via, perché di solito mi sposto, sono dalle figlie e non lo so. Ma è tuttavia a Casette, della frazione di Biban, che dalle 3 della scorsa notte si sente sotto assedio. Non ho mai pensato a una cosa del genere. Ma da quanto tempo è che voi abitate qua? 40 anni. E in 40 anni non è mai successo niente, Vicini di casa qui, ma a noi no, mai. Quella casa là. Vi sentite sicuri qui? Fino a ieri sì. Sì. Carabinieri e polizia impegnati per tutta la notte alla caccia della banda dei saltimbanchi dello Scasso, quasi sicuramente la stessa del furto dell'altra notte della macelleria Pagotto di Pazzan, che da qui, passando per i campi, dista meno di 1 chilometro. E banda che alle prime luci dell'alba di oggi avrebbe tentato almeno un altro furto in zona di via ex internati, dove tra l'altro un'auto ha preso fuoco. Ho sentito dei rumori verso le 3, come di petardi, qualcuno che sparasse con la pistola dei petardi. Decisamente un'altra notte movimentata a Carbonera, dove ora piovono segnalazioni di auto con dentro persone in atteggiamenti sospetti. Guardano in giro, c'è da aspettarsi del tutto. Il problema è che ci vorrebbero le telecamere, la sorveglianza, quella. E in effetti una telecamera ha ripreso il trio di acrobati dello Scasso nelle immagini di un impianto di videosorveglianza privato al loro passaggio 3 notti fa. Ladri che hanno fatto visita in diversi appartamenti del condominio con pare scarsi risultati. Come si vede sono tutti con la stessa divisa, travisati in volto, in particolare da notare che non hanno timore dell'illuminazione automatica, muovendosi in maniera quasi sincronizzata. Uno di loro ha in mano del materiale, molto probabilmente una sacca con arnesi da scasso, tutti segni che dimostrerebbero come questa banda sia composta da professionisti del furto. Ancora cronaca, non ce l'ha fatta Alessandro Barison, il 18enne di Campo San Piero, studente al Maffioli di Castelfranco Veneto, è espirato dopo 7 giorni di agonia dopo un brutto incidente stradale.
18 anni compiuti da pochi mesi, una vita che si spegne dopo una settimana di lotta nella terapia intensiva dell'ospedale di Campo San Piero. Non ce l'ha fatta Alessandro Barison, figlio di un noto ristoratore locale. Era in sella alla sua moto nella tarda serata di giovedì 24 giugno, quando è rovinato a terra dopo aver toccato il cordolo del marciapiede in via Estraelle a Campo San Piero. Le sue condizioni erano apparse subito molto critiche, ma per più di una settimana era riuscito a resistere. Chiuso per lutto il locale, centinaia i messaggi di solidarietà che stanno arrivando alla famiglia molto conosciuta nella zona. Ora la tragedia del 54enne annegato a Pederoba mentre tentava di salvare la figlia. Abbiamo raccolto l'appello del sindaco. Sentite. Piave è costellato da queste buche, da questi vortici che noi chiamiamo sghirli, che ti trascinano a fondo. Per cui la raccomandazione che faccio a tutti, che chi frequenta il Piave deve stare ben attento a dove fa il bagno, perché ci sono questi punti che possono essere letali. Un appello che non vale solo per il vortice del Piave a Pederoba, ma lungo tutto il suo percorso fino al mare, perché solo chi conosce bene ogni singolo luogo sa di che pericolo si tratta. Non a caso Mario Gerlin, l'uomo che ha salvato una delle due bambine, si è tuffato conscio del rischio che stava correndo. Sono andato sotto, sul fondo, ho preso il lancio, mi sono buttato su, ho fatto un bel respiro di ossigeno, ho preso la bambina, aggrappati al collo e la metà Piave e l'ho portata fuori. Ma bisogna sapere il Piave. Ragazzi, non le faccio. Comunque l'ho tirata fuori. Era già partita la bambina, era già mezzo metro sotto. Era già sotto acqua mezzo metro. E l'ho tirata fuori piano, l'ho tirata fuori. Dopo mi mancava le forze, dopo non te la facevo più. Non ha avuto paura? No. Subito no, dopo sì. Chi non si aspettava questa insidia erano i due papà delle bambine, con il superstite che ieri guardava disperato la salma dell'amico Mohsen Lamouki, 55 anni, composta dai soccorritori sui ciottoli del Piave, dopo essere stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Pensavo un scherzo, perché non pensavo che c'è l'acqua lì fonda, capito? Ho visto che loro sono in difficoltà e mi sono buttato io. Io so nuotare, ma quando abbiamo salvato le ragazze lui si è buttato lo stesso, ma non ce l'ha fatta. È fondo, ma non riesci, anche se tu nuoti, ti trovi sempre a zero, mi capisci? Non puoi andare su. È difficile. Perché ti porta sotto? Sì, ti porta sotto, non ce la fai. Guarda, io nato al mare, capito? So nuotare come... Però non ce la fai. È stato un miracolo che hai tirato tutti e due ragazzi. Lui... Col bastone l'avete tirate fuori? C'è uno col bastone, sì. E tu invece, tua figlia? Io vado giù e li butto su. Butto su fino a che siamo riusciti così a andare addosso tutti e due, perché nuotare non ce la fa, mi sono buttato così per respirare un po', se no non ce la fai. Hai avuto paura? Paura? La morte non ha paura. Ragazzi, là un punto nero lì, bisogna trovare una soluzione, perché può capitare anche agli altri. È difficile, non ce la fai. Ti trovi sempre a zero, tu noti però ti trovi sempre a zero. Deve essere uno furbo che ti butti sopra per respirare, se no sei morto. Il bambino di 10 anni che ha salvato la figlia del 54enne annegato riceverà una targa da parte del comune di Pederoba nel prossimo consiglio comunale insieme all'altro soccorritore Mario Gerlin. Sentiamo le sue parole ieri sera, poco dopo il dramma. Stavo facendo il bagno, no proprio bagno perché ero là sulla spiaggetta. E a un certo punto vedo una bambina che comincia ad andare sotto, su, giù, sotto e dopo sono andato là, l'ho tirata fin dove toccava e quando ho cominciato a toccare è entrato un altro signore e allora io sono andato fuori e basta. Tu sei andato lì e hai cercato di tenerla su? No, io ho cercato di portarla fuori e sono riuscito fin dove toccava, però dopo ha cominciato a farmi male e allora sono uscito. Ho capito, e lì poi è arrivato un altro signore? Sì, dopo è arrivato un altro signore che ha salvato l'altra bambina. Quindi c'erano due bambine e poi c'era anche un altro adulto dentro? No, eravamo solo io e queste due bambine, dopo è arrivato un altro signore che ha salvato l'altro bambino. E la persona invece che è rimasta nell'acqua tu non sei più? Io ero uscito, lui era entrato per salvare qualcuno che forse non si era accorto che l'avevamo già salvato, lui si è buttato dentro, non sapeva nuotare e allora niente, e io l'ho visto andare sotto e basta.
Momenti di paura questa mattina, siamo in via Trevisanato, ci spostiamo a Mogliano Veneto. Un incendio è improvvisamente divampato all'interno di un'abitazione a causa di un cortocircuito dovuto ad un elettrodomestico. La proprietaria dell'appartamento è un 86enne, è stata portata in pronto soccorso per un principio di intossicazione insieme al badante 51enne. L'abitazione purtroppo al momento risulta inagibile. Cambiamo decisamente argomento, sono partiti i saldi oggi, sabato 3 luglio, con scontistiche davvero molto alte, guardate. Non puoi fare le percentuali graduate, adesso c'è bisogno di muovere la merce, non ci si può bloccare il 20 o il 30. Non solo i saldi partono con l'autoanticipo, ma anche la scontistica si adegua e così già dal primo giorno di svendite le percentuali di sconto sono altissime, dal 40 al 50%. Prezzi subito giù con sconti in grado di fare gola anche ai meno appassionati. Sto vedendo in questa mattina che stanno andando bene e stanno accettando anche la percentuale che noi abbiamo pensato adeguata al momento. Insomma, i negozianti così gettano il cuore oltre l'ostacolo e tentano il tutto per tutto. Una scelta che ha convinto molti clienti alla vista delle vetrine ad entrare in negozio. Abbiamo già cominciato. Siamo partiti questa mattina, non presto, ma qualcosa abbiamo già cominciato a spendere. Hai trovato buoni sconti? Abbiamo appena cominciato a vedere, ma ce ne sono. Che cosa puntate di acquistare con i saldi? Ma pantaloncini estiva. Cose utili? Sì, cose utili. Niente superfluo? Niente superfluo, proprio no, assolutamente. Qualcosa per i bambini, nipotini, per accontentarli e basta. Un giretto si può sempre fare e poi si vedrà. Trovare l'occasione. Trovare l'occasione. Si compra tanto online adesso? Sì, molto di più. Rispetto all'anno scorso molto di più. Ma perché è più conveniente? Sì, ci sono molte più offerte, conviene. Negozianti costretti anche ad adeguarsi al web che ha stravolto l'esperienza dell'acquisto. Obbligata prima a causa del Covid, oggi diventata un'abitudine perché online spesso lo sconto è garantito. La gente non è più abituata, poi anche in stagione regolare vuole lo sconto. Non c'è soluzione ormai. Poi vedi il commercio online, ci sono troppi stimoli verso il prezzo, verso lo sconto, verso quella parte là, dunque dubito che sia molto facile tornare indietro. Saldi partiti con molte aspettative ma anche con qualche polemica, infatti c'è addirittura chi non ha aderito. Io ho scritto già da un mese e mezzo che avviso i miei clienti che i saldi da me partiranno il 15 di agosto perché prima non hanno senso. I saldi di fine stagione devono essere fatti a fine stagione. Punto. Anticipare i saldi al 3 di luglio per Nicoletta Nalin, titolare dello storico negozio di camicie Genti in Pescheria a Treviso, è un po' come vendere i panettoni a novembre o la colomba a marzo. Ecco perché nel suo negozio da sempre c'è un angolo destinato al fine serie con le offerte, mentre i veri saldi inizieranno più tardi, come una volta. Come hanno reagito i suoi clienti? I miei clienti hanno reagito bene, io sto lavorando più di prima. Perché la gente, al di là del fatto che non gliene importa più niente a nessuno dei saldi veri e propri, perché i saldi li trovi tutto l'anno, in certi negozi li trovi tutto l'anno, è serietà. Serietà, non partire fuori stagione, così Nalin tira dritto. Lo scorso anno in Veneto i saldi sono iniziati con il mese di agosto. Una posizione espressa a gran voce anche dall'Associazione dei Commercianti Veneto Imprese Unite, in netta contrapposizione con quella definita invece più morbida, adottata da Federmoda. Ha fatto un po' specie anche circa un mese e mezzo fa a sentire Federmoda che comunque era contrario a questa partenza anticipata, però non ha avuto il peso, la forza e forse neanche la grinta per opporsi veramente alla conferenza delle regioni. L'associazione chiede di poter rientrare a far parte dei tavoli di discussione, insomma avere un peso nell'azione di lobby della categoria. La merce, spiegano, oggi in vendita a causa del ritardo nelle forniture dovuto al Covid spesso non fa nemmeno a tempo ad essere venduta a prezzo pieno. Chi ha aderito ai saldi lo ha fatto per necessità. Spesso la merce arriva sugli scaffali già in saldo, già scontata. Purtroppo però è una conseguenza anche a quello che sta imponendo l'e-commerce e le grandi catene, ovvero svendite che ormai vanno avanti tutto l'anno, sconti e promozioni che vengono fatte passare per diversi motivi con alcuni sotterfugi, controlli che spesso non arrivano e quindi i negozi, le piccole botteghe per sopperire a questo gap hanno bisogno di fare comunque le svendite il prima possibile. L'immobiliare proprietaria dello stabile fallisce e così gli inquilini degli appartamenti vengono sgomberati e finiscono in strada. Accade a Ponte di Piave, il comune sta cercando una soluzione per queste famiglie. Ha fallito
La gente ha pagato regolarmente gli affitti e lui non ha mai versato gli affitti. Quindi sua mamma era in regola? Mia mamma è in regola, tutta la vita è in regola. E adesso? Vive da mia sorella. C'è chi si è trasferito dai figli, chi da giorni sta dormendo in auto. È drammatica la situazione per una quindicina di famiglie che fino a poco fa abitavano in questo condominio di Piazza Sarajevo a Ponte di Piave. La società immobiliare proprietaria dello stabile è fallita e dopo il lungo iter il tribunale ha ordinato lo sgombero degli appartamenti che verranno venduti. Sono degli ordini di sgombero, sostanzialmente un rapporto di natura privatistica nella quale il giudice ordina chiaramente lo sgombero di questi immobili. L'amministrazione in questa situazione, tramite i servizi sociali e con l'assessore sociale, si stanno cercando di trovare delle soluzioni, ovviamente per i bambini e per le mamme e per le persone disabili. Chiaramente è questa la prima risposta che stiamo cercando di dare. Questi non rientrano all'interno dell'emergenza abitativa, dove normalmente potrebbe rientrare invece una situazione di sfratto. Non si tratta quindi di sfratti per morosità o altro, ma di una questione tra privati che di fatto però ha messo gli inquilini di questi appartamenti in una situazione di enorme difficoltà, anche perché nelle prossime settimane altri dovranno sgomberare le abitazioni. Sicuramente dovremo anche suddividere in base ai blocchi e alle uscite che avranno queste persone. Naturalmente ci sono poi tutti gli sfratti normali per i quali appunto facciamo appello che venga procrastinato più in là possibile la tempistica. Ce ne sono molti? Dei nostri territori ce ne sono sicuramente. Sulla questione è intervenuto oggi anche il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi. È umanamente inaccettabile lasciare in mezzo ad una strada famiglie, donne e bambini. Non può essere che a pagare per il fallimento del proprietario siano gli inquilini che hanno fatto sacrifici per essere in regola con l'affitto. Zorzi chiede un intervento urgente del prefetto a tutela di queste persone. Ruba un'auto d'epoca e cerca di convincere gli agenti di polizia di averla acquistata per poche centinaia di euro da uno sconosciuto. Non ha retto nemmeno per un attimo la versione del 24enne pregiudicato di Treviso denunciato dagli agenti per aver rubato una Fiat 500 Abarth d'epoca che si trovava in sosta al Park Miani. Poco prima un coetaneo del ladro aveva denunciato il furto. Gli agenti hanno trovato la vettura parcheggiata nel cortile dell'abitazione del pregiudicato. Aveva forzato la portiera, l'aveva messa in moto tramite l'allacciamento dei fili del motorino di avviamento. Siamo alla politica, andiamo ad Oderzo, si inizia a intravedere lo scenario delle prossime elezioni amministrative e oggi ha ufficializzato la candidatura Michele Sarri, leghista, ex vice sindaco. Nella nuova sede elettorale di Michele Sarri di via Friuli, affisso al muro c'è il nuovo simbolo con cui l'ex vice sindaco della giunta Scardellato si presenterà alle prossime elezioni con una lista civica per Oderzo, accanto alla bandiera con il leone di San Marco. Leghista della prima ora, 15 anni di militanza, a capo di una segreteria e poi in comune come vice con deleghe importanti come quella del commercio, dove uscirà dimissionario nel 2019 quando Scardellato gli revoca l'incarico. È lui che si candida oggi a rappresentare un centrodestra moderato, il principale sfidante del sindaco uscente. Molti cittadini me l'hanno chiesto e credo che un grande segno di democrazia sia mettere a disposizione il proprio tempo per gli interessi della città, perché credo che negli ultimi 40 anni sindaci che abbiano avuto una visione che andava oltre all'ordinaria amministrazione, tranne che il sindaco Fulgenzio Zulian e Beppi Covre, non ce ne siano stati. Nessuna polemica aperta, non sono deluso dall'amministrazione Scardellato, asserisce Sarri, ha fatto quello che poteva, è mancata però una visione che vada oltre. La priorità in assoluto è la chiusura dell'anello della circonvallazione, sono anni che se ne parla e è ancora lì incompiuta, per cui ci vuole il peso politico ma soprattutto la volontà. Il tesserino del partito rimane in tasca, Sarri diventa civico ma strizza l'occhio al centrodestra e probabilmente a qualche collega del Carroccio. Lega che potrebbe valutare all'indomani di questa candidatura però la sua espulsione. L'ordinaria amministrazione non ha colore politico, il colore politico è l'ideologia. Purtroppo a volte si perde l'ideologia ed emerge l'individualismo. Io credo nell'ideologia della Lega, credo nell'autonomia, nel federalismo, credo che comunque a livello territoriale l'insieme di idee, l'insieme di colori politici possano portare a una visione che va oltre. Ci fermiamo per pochi secondi, poi con la politica riprendiamo da Montebelluna. Siamo alle primarie del centro-sinistra a Montebelluna, si vota fino alle 22, vediamo.
Centro-sinistra al voto da questa mattina a Montebelluna, prove di coalizione per individuare un unico candidato sindaco alle prossime amministrative d'autunno. Una grande squadra che ha deciso di vestire una casacca civica composta da gruppi politici come Europa Verde, PD, Movimento 5 Stelle e liste civiche quali l'Altra Montebelluna, Progetto Comune per Montebelluna e Onda Civica. Nel pomeriggio di oggi quasi 300 i votanti nel seggio allestito all'ex tribunale di Piazza Negrelli, dove i cittadini si sono espressi anche su almeno 3 temi per migliorare la città. Il voto si chiuderà in serata individuando tra Ilaria Torresan della Civica Progetto Comune per Montebelluna, Loreno Miotto, consigliere uscente del PD a Montebelluna, e Claudio Franco del Movimento 5 Stelle il candidato sindaco comune, confermando che il terremoto grillino almeno qui non si è fatto sentire. Siamo pieni di entusiasmo e soprattutto siamo ben radicati nel territorio e siamo pronti a vincere queste elezioni amministrative. Ancora la politica con le grandi manovre nella Lega in vista delle amministrative del 2022 a Verona. Salvini smentisce le voci di un riavvicinamento con Flavio Tosi, ma nella Lega Scaligera c'è malumore dopo l'adesione del sindaco Sboarina a Fratelli d'Italia. Abbiamo sentito Gian Antonio D'Arè che ha detto: in politica è tutto possibile. Con un tweet Salvini bolla come fake news le voci che circolano da giorni su un riavvicinamento con Flavio Tosi, ex sindaco di Verona ed ex segretario della Liga. Al lavoro con Lega, Zaia e Stefani, scrive il leader del Carroccio, smentendo le grandi manovre, ed il commissario veneto conferma. Da 2 giorni leggiamo molta fantapolitica sui giornali che, come ogni estate, torna fuori. Quello che però è vero è che noi come centrodestra, Lega, UDC, Forza Italia, Fratelli d'Italia, stiamo lavorando sia a Padova che a Verona per dare alle 2 città un centrodestra plurale, compatto e forte. Chi non nasconde che tra i militanti veronesi ci sia amaretta e forse anche qualcosa di più dopo l'adesione di Federico Sboarina a Fratelli d'Italia è l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, storico esponente della Liga. È chiaro che Verona, la figura di Tosi, continua a imperversare, è stato sindaco per 10 anni e ha lasciato una buona immagine nella città di Verona. Poi sicuramente l'uscita di Sboarina candidandosi e comunque aderendo al partito della Meloni ha creato qualche difficoltà e qualche imbarazzo all'interno del mondo della Lega, che lo ha sostenuto e soprattutto votato. Cosa potrebbe accadere dunque in vista delle prossime amministrative? E in un'ipotetica sfida, Sboarina-Tosi, i leghisti della città scaligera o almeno parte di essi, per chi voterebbero? E sarà possibile dimenticare i veleni del 2015 che portarono alla cacciata dalla Lega di Tosi? Quello che è successo è stato un periodo di tensione e di grande confusione all'interno della Liga Veneta, soprattutto proprio per la figura di Flavio Tosi. Dimenticare non è facile, però in politica tutto è possibile. Ha scelto Castelfranco Veneto come partenza per la sua ultima tappa di un percorso originale in bicicletta. Lui è Aldo Serraiotto, classe 1946, vicentino di Cassola, che il 9 giugno è partito da Plovdiv in Bulgaria, a 150 km dalla capitale Sofia, con l'idea di raggiungere Bassano del Grappa in sella al suo tandem da 2, ma con un solo ciclista. Alle 9:15 puntuale Aldo Serraiotto, con al seguito un gruppo di simpatizzanti e sostenitori, dopo aver riabbracciato la moglie e i figli, aver salutato il sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcone, lo ha accolto prima in sala consigliare e poi per uno scambio di doni ha dato il via alla sua ultima tappa ed è partito alla volta di Bassano del Grappa, dove ha completato i circa 1500 km proprio sul ponte degli Alpini. Siamo alle notizie che arrivano dalle Bellunese. Allora, vediamo subito gli aggiornamenti sul focolaio Covid nel Feltrino. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 3 nuove positività. La ricostruzione delle catene epidemiche consente di definire 2 piccoli focolai. Uno degli amici ventenni collegati come spettatore Elemento Pedavena Cup, che vi abbiamo raccontato ieri, e un focolaio familiare collegato al centro estivo di Anzù, con conseguente quarantena per una ventina di ragazzi. Inoltre l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha comunicato il primo caso di variante Delta nel Bellunese, riferito ad una 60enne sempre del territorio feltrino che è rientrata da un soggiorno termale fuori stagione.
Ci sono tasse fisse che i comuni devono esigere, certo che chiedere quella sull'asporto rifiuti ad attività obbligatoriamente chiuse offende il buonsenso e di questi tempi può diventare per chi ne è oggetto un balzello insostenibile. Vediamo. Pagare per qualcosa che non ha senso diventa incomprensibile, specie se i soldi non ci sono. È la questione delle attività che, nonostante le chiusure imposte dalle restrizioni causate dalla pandemia, si trovano a dover pagare l'asporto di rifiuti mai prodotti. Per pagare un qualche cosa, in questo caso la tassa sull'immondizia, su una cosa che non è stata fatta, che immondizie non ne sono state fatte, questo è grave perché si innesca in un problema gravissimo che sta coinvolgendo tutte le nostre attività. Io parlo in maniera particolare per il turismo, per la ristorazione, i bar, i rifugi, gli alberghi. Tutti uguali comportamenti da comune a comune? A quanto pare anche no. Il comune di Valle, a Gordina e anche a Auronzo in parte hanno avuto, e anche altri, hanno avuto delle migliorie, sono andati incontro ai loro operatori territoriali. Chi no invece? Belluno per esempio, oltre a non averci dato una risposta, è da un po' di tempo che lo sentiamo latente e Belluno rappresenta molto in una piccola provincia come la nostra e quindi questo è grave. I feltrini si sono svegliati con la sorpresa di un nuovo senso unico appena fuori dalla zona pedonale. Si tratta solo però di un esperimento che teoricamente si conclude martedì sera. La definizione inconsueta è quella di urbanistica tattica. Serve a raccontare gli spazi urbani, rimodularli anche se solo in via provvisoria, sperimentare possibili soluzioni. A Feltre si è messa in campo per il secondo anno consecutivo. Chiedere intanto ai cittadini di Feltre, ai commercianti, a chi la usa nel suo spazio collettivo cosa ne pensa se diventa più giocosa, cosa ne pensa se diventa più regolata in alcuni usi, ad esempio misti, pensiamo a Via Tezze dove è necessario magari fermarsi un attimo per fare degli acquisti, cosa ne pensa di collegare questi spazi così importanti come il centro storico con la manifattura che invece magari è uno spazio bellissimo ma magari non pensato oppure non vissuto esattamente come gli altri. Il verde rimarrà fino al giro delle mura. Le modifiche viarie di Via Tezze con il senso unico teoricamente solo fino a martedì. I disegni in terra per i bambini invece si riporteranno via l'uso e il tempo, ma poi torneranno come è appena accaduto. Abbiamo cercato di coinvolgere in realtà sia gli adolescenti nella progettazione e poi nella realizzazione dei giochi che però fondamentalmente sono di uso da parte dei bambini che si stanno già divertendo vedendoli appena disegnati e sappiamo per certo, perché l'abbiamo sperimentato dall'anno scorso finché non sono spariti, ne usufruiranno tantissimo sia durante l'estate che durante l'inverno, quindi riuscendo anche poi a creare delle avventure perché non sono dei giochi statici, sono dei giochi di movimento che cambiano anche i percorsi e quindi le famiglie che vengono a passeggio per il centro pedonale di Feltre potranno anche far divertire i loro bambini e non soltanto insomma passeggiare. Viste le previsioni meteo in peggioramento per la notte e per la mattinata di domani, la giornata di pulizia dei sentieri del Nevegal prevista per domani è stata rinviata al prossimo weekend. Resta invece per il momento confermata l'attività del comune di Limana che eventualmente rinuncerà domani mattina dopo aver valutato le precipitazioni previste, vista la necessità di aprire alcuni sentieri in vista della Magna Longa di domenica prossima. Andiamo dunque a vedere le previsioni del tempo utili proprio per orientarci in questa domenica, questa serata e la giornata di domani. Intanto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Anticiclone in ritirata, subentra una perturbazione atlantica, sarà una domenica 4 luglio con frequenti temporali, ma queste correnti più temperate dureranno ben poco perché in settimana è probabile una nuova ondata di caldo. Vediamo allora il dettaglio.
Sul Veneto cielo nuvoloso salvo per temporanee schiarite soleggiate. Al mattino occasionali piogge, col passare delle ore precipitazioni un po' ovunque, anche a carattere di rovescio o temporale. Quasi del tutto assenti lungo la costa, dove saranno invece più probabili in serata. Temperature ancora in lieve diminuzione, minime tra 17 e 20 gradi, massime invece tra i 23 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, a seguire piogge via via più diffuse. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 25-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo acquazzoni diffusi, attenzione a possibili fenomeni anche intensi. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 27-28 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.